Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Rondo Total War. Guardate che bella questa visuale della costa che dà poi sulla Anatolia. Anatolia che è un completo disastro e conflitto per noi, perché abbiamo un sacco di città, le ultime città egiziane, che ci daranno sicuramente del filo da torcere, visto che loro hanno delle legioni abbastanza grosse, delle armate abbastanza grosse, in procinto di avvicinarci, non sappiamo bene in che direzione. Abbiamo due eserciti che prevedo nel breve finiscano male per quanto riguarda la Cappadocia, perché gli abbiamo tolto la cittadina la capitale, fondamentalmente l'unica città che hanno, e abbiamo inserito al loro interno Mazaka, che adesso è diventato un nostro alleato, che sarà magari sicuramente in grado di supportarci in questa avanzata per l'Oriente. Abbiamo una situazione qua di malattia pressante contro le nostre guarnigioni che non riescono, contro le nostre legioni che non riescono a rientrare degli uomini persi, anzi continuano a morire. E abbiamo una situazione sempre di malattia anche a Nicomedia, ragazzi, una strage, una strage. Speriamo che la fontana aiuti un po' dal punto di vista della sanità. Poi abbiamo questa costa in balia fondamentalmente della città di Olbia, perché sappiamo che a loro piace molto utilizzare i loro ammiragli, le loro flotte per venirci a saccheggiare. Come vedete già questa flotta qui in alto a destra può benissimo andare a colpirci Odessos già adesso, quindi questo è un male. Abbiamo l'attacco al porto da parte sempre dei venti di Urano di Pergamon. Tra l'altro noi abbiamo la flotta qui, sono stato un po' stupidino. Avrei dovuto magari sicuramente posizionarla in questo punto in modo tale da attaccare sia dalla città che dal mare. Tra l'altro qui abbiamo una legione che nel prossimo turno, se ci sarà ancora la Tessalonica, può difendere la città. Quindi insomma un punto non bellissimo anche in quella fase lì. E poi abbiamo un nord che è piuttosto frammentato, sicuramente grazie alle politiche che abbiamo adottato di attacco e di ritirata, fondamentalmente di saccheggio nei confronti del nord, che hanno portato questa frammentazione totale dei nostri nemici. Però ricordiamo che abbiamo solo due legioni, una che è qua, che è la legione ottava ispana, e l'altra legione, che è la legione nona, scusate, undicesima Augusta, che difendono tutto questo confine, cioè praticamente a partire da qua, quindi da Patavium, questo è tutto il confine che difendono in due. Ora capite bene che se i nemici, in particolare Dariotum, ma anche Iolubana o comunque gli stessi Ceni, volessero scendere dichiarandoci guerra, sarebbe un bel problema. Sarebbe un bel problema perché non riusciremmo, ora come ora, a contenerli. Le casse dello Stato sono abbastanza piene, ma non sono così piene da consentirci di operare in tutti i teatri di guerra, cioè fondamentalmente nel nord e nel sud-est. Quindi la situazione non è delle migliori. È anche vero che potremmo ritirarci da questa zona, come infatti ho sottolineato nel titolo dello scorso video, e lasciare, diciamo, questa zona in balia del nemico per riorganizzarci a Nicomedia e spingere più in questa direzione, visto che ormai adesso il fronte non è solo questo, ma si è allargato anche nella parte, diciamo, centro-est. Insomma ragazzi, tutte queste chiacchiere per dirvi che non è una bellissima situazione. Tra l'altro qui stiamo anche cercando di recuperare un po' la flotta, ma è dura perché i fondi ci servono per le nostre armate. Abbiamo una legione qui ferma, ma in realtà serve per contenere il nostro faraone con la sua bellissima imbarcazione, guardatelo qua, che latita, diciamo, in questo mare in attesa del colpo buono per sbarcare. Perché io credo che queste... Ah no, queste sono proprio... Sono proprio navi, mi sembra. Allora probabilmente aspetta che noi lasciamo Mio Sormos per impossessarsene, ma non ha proprio capito una mazza. Va bene, dai ragazzi, andiamo avanti, non ci sono promozioni da fare, quindi iniziamo con il turno. Bentornati a sto giro, bentornati. Ok,
Per ora i nostri porti sono salvi. Perfetto. Attacco di Kush Anabatene. Attenzione. E si prendono un territorio anche dall'altra parte. Attenzione. Mi dice di partecipare alla guerra. No, non lo farò. Perché dovrei farlo? Finché i liceni stanno bene là. Stanno bene là. Ok, si ritirano verso il nord gli eserciti, ma neanche più di tanto. Quelli della Cappadocia, probabilmente in ottica di andare a riprendersi la città, non lo sapremo per ora. Accordo commerciale sciolto. Non mi fa vedere con chi però. Porca miseriaccia. Logoramento. Banditismo, va bene, banditismo. Ok, agente ristabilito, buono. Realtà aumentata, bacchetto rivale, ok, abbiamo recuperato un po' di senatori dalla nostra parte. Allora, io direi che qui andiamo a dare o più campo visivo o... No, più capacità di movimento. Vabbè, ok, posso anche fare l'altro, quindi perfetto. E anche un costo minore delle azioni. Io direi che questo veterano è a posto così. Ci fiondiamo in città e ce ne rimaniamo qui per un po'. Oh, meno 11 però, no, allora meno 11 è un po' troppo. Usciamo e ci posizioniamo qua con una fortifica. So che non è il massimo per tenere le unità in questo modo, ma mi servono solide le unità. Qui intanto a Cori abbiamo sviluppato diverse strutture, tra cui delle strutture che mi interessano particolarmente. Allora, a Octudrun, che è più interno, direi di fare la caserma di Manipoli, però in realtà c'è già il Vesonto, come città. Forse conviene fare qualcosa di più commerciale a Octodrun. Magari a Coria conviene fare una caserma di Manipoli. Non lo so, ci devo pensare, Quindi tutte queste le abbiamo fatte. Accordo commerciale sciolto. Io vorrei sapere chi ha sciolto l'accordo commerciale con me. Non è che sono stati loro, vero? Che mi hanno chiesto... tipo questi, che mi hanno chiesto... No, però commerciamo ancora. Forse con Kush, forse. Vediamo se adesso riesco... No, non riesco a prenderli. Se ti offro un pagamento tipo 2000... No. Allora, se ti offro tutto quello che ho, 9000, neanche. Neanche Kush non si fida di noi, direi che fa anche abbastanza bene. Non ha molto senso che non ci dia il... vabbè. Che non ci dia l'accordo commerciale, però... Boh. Chi lo sa. Questi chi sono che possono commerciare con me loro? Ma ok, va bene. Basta, direi che non ho più altre fazioni. Suebi sono abbastanza contenti di noi. Sì. Wow, addirittura ci vedono completamente... Wow. Completamente amichevoli per ora. Poi vedrete che ci odieranno anche loro di sicuro. Ok, qua mi sembra abbiamo ristabilito la situazione. Ok, le mie truppe non si curano, però neanche soffrono. Allora, andiamo in questo lato della mappa e recuperiamo un po' di unità. Allora, il tiro direi proprio di no, però sicuramente la cavalleria va recuperata. Qui abbiamo... Sembrano delle truppe cammellate, sembrerebbero. Non riesco a capire se sono cavalieri o meno. Allora, tirano proiettili, non male. Non male, però io voglio adesso prendermi almeno una cavalleria, almeno una. E per ora così, perché non ho tanto denaro, purtroppo. Gerusalemme intanto può risalire a cittadina romana di un livello superiore, lo facciamo. Allora, andiamo a vedere queste zone. Tanto qui abbiamo visto che... Io, siccome non mi fido, voglio vedere un attimo questa direzione. Ok, non ci abbiamo nessuno. Perfetto.
Allora, spostiamo la nostra spia anche in questa città. Saliamo un po' di qua, dai. Potremmo... No, da qui poi seguiamo la strada, dai. Da qui poi ci muoviamo e vediamo un attimo a Dura cosa ci attende. Per ora qui sembra abbastanza buono. Sembra abbastanza buono. Iconum, possiamo costruire una... aumentare, diciamo, la cittadina. Potremmo fare un insediamento agricolo o un insediamento civile. Io farei, a dire la verità, un insediamento agricolo. Dai, lo facciamo 2 turni, facciamo anche abbastanza veloci. Nicomedia, ok, sta andando avanti il porto, eccetera. Qui purtroppo la situazione è quella che è. Forse facendo uscire dalla città potrebbero essere in una situazione di recupero più favorevole. Ma vediamo, li lasciamo così, senza dargli il forte, che non credo ce ne sia bisogno. Allora, tu ragazzone, vieni qua. E adesso gli facciamo un bel panino a questa flotta qui. Attacchiamoli. E dovremmo... secondo me non è neanche da combattere, perché dovremmo stravincere. Oddio, stravincere no. Ok, stravincere no. Anche perché abbiamo solo una flotta vera, ma poi abbiamo tutte unità scarse, tutte unità scarsine. Però io direi che questa non me la vado a giocare. Oppure sì, per amore di gameplay. Perché secondo me la perdiamo malissimo questa. La perdiamo malissimo, però ci dà vincitore. Siccome io non voglio fare sconti, la giochiamo. Poi ragazzi, se non è bella, ovviamente, come al solito, la taglio. Però è giusto dare la possibilità è giusto dare la possibilità al computer di giocarsela. Quindi ce la giocheremo. Tra l'altro metà di terra e metà... Questa devo capirla. Ok, iniziamo lo schieramento. Quindi come funziona? Io ho le truppe sulla terra? No. Ma mi fa vedere comunque l'area di gioco ridotta. Ottimo. Quindi i nostri non è che possono... O a meno che non gli arrivino alle spalle i nostri. Non lo so. Allora. Flotta al centro. Direi che ci siamo. Le spade le andiamo a mettere... Allora aspettate, il tiro lo vado a mettere in realtà qua dietro, in modo tale che mi tirino sulle navi. Anzi, forse... Sì, no, la mettiamo a mettere qua dietro. Tutti gli altri li mettiamo qua di fianco. Il generale è l'unico che effettivamente posso mettere qua. Voi state qui in questa zona. L'idea è non assaltarli. Cioè, è proprio quella l'idea. Non assaltiamoli finché non è strettamente necessario farlo. Questa è l'idea di base. Qui non ci stanno le mie navi, ok. Perché tanto io adesso li posso tirare dalla distanza. E vediamo soprattutto dove sono i nemici. I rinforzi nemici ci stanno avvicinando alle nostre spalle. Attenzione. Allora giriamo queste navi. Giriamo anche queste. E andiamo a dargli il benvenuto, mentre tutte le altre rimangono in formazione. Ci spostiamo un po' più avanti. Qui anche. Ok, queste si stanno girando. Attenzione allo scossone, signori. Attenzione, le nostre dove diamine truppe di terra, niente imbarcazioni. Solo qua 3 imbarcazioni. 3 imbarcazioni che si devono dare alla fuga subito. Ma no, ma cos'è? Perché qui, vedete, per quello che le ho volute giocare. Tra l'altro non è neanche il tiro, non ho niente. No, sì, ok, c'ho qualche truppa da tiro, ce l'ho. Dai, queste potrebbero essere utili, le mettiamo qua.
Però queste non potranno partecipare. Queste ce le ho come contorno della battaglia. Dai, andiamo nelle zone un po' più colpite. Attenzione. Attenzione. No, puntano qua. Via, via, via. Ah, ok. Dai, ragazzi. Speronateli. Qua massacrateli il più possibile. Qua rimaniamo in questa zona. Puntano queste tre. Venite di qua. Cerchiamo di farli fuori questi il più velocemente possibile. Bene, questi vanno in fuga. Allora, tu non sei sicuramente necessario, quindi vieni qua. Dai ragazzi, forza. Forza ragazzi. Ok, dai, ok. Una nave è andata. Quindi voi due tornate perché sicuramente non siete necessari. Ok, venite di qua. Ok, tentano l'attacco, guardate. Ah, forse sbarcano addirittura. No, se sbarcano sono dei geni. Allora, cerchiamo di dare un contegno al nostro esercito. Giusto per vedere che se sbarcano almeno ci siamo, ma non credo. Cioè, non penso siano così pazzi. Anzi, facciamo così. Aspettiamoli qua un attimo. Ma che se sbarcano è bella. Potrebbe essere un doppio problema per noi. Ragazzi, dovete... Forza però, dovete darvi una mossa voi, Dai. Forza, remate, remate, remate. Ok. Tutta la mia artiglieria pronti a far fuoco. Si va a far fuoco qua. Vediamo loro come sono messi. Oh, resiste, sto maledetto generale. Resiste. Mettiamo la flotta in avanti. Fermi voi. Ok, il generale lo portiamo qua in questa zona. Ci stanno seguendo. Qui cosa vogliono fare? Sbarcano? No, sì, qualcuno sbarca. Qualcuno sbarca. Qualcuno sbarca. C'è qualche folle che sbarca. Va bene. Arcieri, forza allora. Andiamo a farli fuori. C'avete le frecce infuocate voi? Ma che, figurati. Stanno sbarcando, signori. Stanno sbarcando veramente. Allora, non facciamoci bersagliare. Facciamo così. Siamo un po' più coperti, va. Ci tirano. Ci tirano. Signori, è anche difficile da gestire, perché... Porca la miseriaccia, è difficile da gestire. Ok, dai ragazzi, tirate di remate. Qua la situa. Oh, non sono riusciti a prenderli, ma porca miseria. Dai ragazzi, ma perché? Il generale nemico loro ha fatto una brutta fine. Ok. Artiglieria la giriamo e la portiamo a questo punto di qui. C'è un po' di casino in questo gameplay. Ok, una è andata e adesso anche l'altra. Tu, allora, intercettami questa. Dai ragazzi, non siete imbarazzanti. Siete imbarazzanti. Vediamo qua intanto.
Ok, sono tutti arcieri. Forza l'attacco a questo punto. Dai, all'attacco. Tutti arcieri sono. Incredibile. Dai ragazzi, prendetevi uno ciascuno e tutti all'attacco, forza. Avanziamo come non ci fosse un domani. Allora io a questo punto con queste imbarcazioni qua d'assalto scendo anch'io in terraferma. Bene, qui in generale loro sta andando via. Ci portiamo in questa direzione. Anche qua. Qui sembrerebbe che abbiamo fatto un bel panino. Ok, anche l'ultima è scappata. Perfetto, ottimo, non c'è più. Che casino ragazzi, una puntata un po' strana. Portiamo tutti in avanti e andiamo a sbarcare. Sarà divertente con l'artiglieria ragazzi. Con l'artiglieria sarà veramente divertente. Intanto vedo una nostra truppa che lampeggia. Vabbè, ci sta. Sono quelli scarsi scarsi. Dai ragazzi, forza, perché non attaccate? Ci avete paura? Forza, attaccate. Ok, qua sono andati in rotta. Ok. Vabbè, direi che marinai e terraferma non vanno d'accordo, ma arrivano anche i nostri. Guardate qua la mega flotta nostra. Vabbè. Andiamo un po' avanti con la velocità. Ok, bene. I nostri hanno ancora un po' di tiro a disposizione. Li avviciniamo. Perfetto, questi li hanno fatti fuori. Andiamo avanti così. Ok. Dai ragazzi, fatemi fuori queste. Voi due questa. Queste due possono anche sbarcare in realtà, però no, non ancora. E voilà. Ok, artiglieria pronta. Ma va, facciamo fuoco contro questi, dai. Visto che siete qua. Attenzione, potrebbe esserci lo scontro. No, allora ragazzi non tirate, se no mi fate fuori anche i miei. Tirate qua. Ok, nave affondata. Attenzione, qualche tiro che arriva ancora. Dai. Ok, speronamento. Boom. Non l'abbiamo buttata giù. Attenzione. Adesso sperona questa. E vagli a tutta potenza. Questa. So dove stanno puntando. Ok, qua le abbiamo fatte. Qui fatti. Ok. Ok, torniamo indietro con questi. E ok, la battaglia è stravinta. Una battaglia non particolarmente, diciamo, un po', cioè particolare. Metà d'acqua, metà anfibia. Secondo me gli conveniva rimanere in acqua, però niente, se la sono giocata così, metà in acqua e metà in terra. E guardate ragazzi, io solo 479 perdite, loro molte di più, completamente distrutti. Allora, vabbè, diciamo che il doppio attacco ha sortito il suo effetto. Ne abbiamo perso qualche, sì, niente, quasi niente. Della flotta originale praticamente niente. Ottimo. Direi che i prigionieri li possiamo anche far tornare a casa. Anche perché per mare si salvano e si riportano al mittente. Anche perché devono dire cosa hanno visto della gloria di Roma. Che cos'è Roma? Bene. Abbiamo liberato il porto della Tessalonica, anche se insomma sempre con molta prudenza dobbiamo agire. A questo punto, visto che la legione non ha subito neanche particolari perdite, la spostiamo nelle zone di qua, visto che ormai qua, diciamo, è una zona abbastanza sicura. Chi è che commercia con il nemico? Rodi e la nostra, come si chiama questo? Cnosso, ecco, Cnosso.
Però non mi sembra ci siano robe particolari. Questi proprio non ci amano. Neanche un accordo commerciale. Inaffidabili. E sono in guerra contro i Seleucidi. Ma ci sono ancora i Seleucidi? Ma scusate, dove sono i Seleucidi? Fazione non scoperta. Saranno in questa zona. Vabbè. Cacciati completamente i Seleucidi, va bene. Allora, qui ci teniamo. Così le truppe come sono. Buono, direi. Qua possiamo adesso reclutare qualche truppa in più. E io quasi quasi la corte di avvocati l'andrei a dismettere, vi dico la verità. Io avevo fatto più una legione da cavalleria questa, quindi continuerei su questo andazzo. Magari appunto la andiamo a congedare questo, perché ora che recupera ci passa una vita. Recuperiamo invece un gruppo di legionari corazzati. E vi dico la verità, non mi dispiacerebbe prendere un'altra di cavalleria in questo modo. Che l'idea è più un mordi e fuggi. Questo cos'è? Sono dei carri? Credo di sì. Credo di sì. Potremmo sacrificare il nostro tiro per prendere più cavalli. Io penso che farò questa legione un po' più peculiare e la renderò proprio in questo modo. Quindi via. Questi perché non posso più prenderli? Forse costano troppo? No. Forse è un numero limitato, non lo so. Vabbè. Comunque ci andiamo a prendere ancora qualche legionario corazzato, che non fa mai male. Oppure qualcosa un po' più economico. E ne potrei prendere due. Dai, facciamo così. Prossimo giro. Vabbè, fa niente, tanto li possiamo fare. E poi ci prendiamo qualcosa anche della nostra flotta. Sicuramente qualcosa da tiro. E va bene così. Bireme d'assalto no. Va bene. E basta. Direi che abbiamo terminato. Loro, ok, recuperano un cavallino, che va bene. Ah, poi io ho un'altra spia, appunto, che mi è ritornata, la ricostruzione. Ok. Ricordiamoci che qua a Octodrun, ok, è stato fatto. Nel Vesonto potrei migliorare allora no, dai. Facciamo una bella cosa. Togliamoli da qua, visto che tanto vanno al turno dopo e adesso non mi servono. Scusate, ho sbagliato. Ecco qua. Togliamo questi due e andiamo a fare qualcosina a nord, perché io ho bisogno che le mie città siano belle rinforzate, quindi siano facilmente, diciamo, difendibili. Eccola qua, tra l'altro, la spia, eccola qui che è tornata. Allora, andiamo a vedere un po' cosa sta accadendo a nord, che io non è che mi fido tanto. Allora, andiamo sicuramente qua. Da qui ci spostiamo. Ok, e ce ne andiamo in questa zona. Qui per ora sembra tutto calmo. Non hanno grandi eserciti. Ok, vediamo a Lunobana cosa sta accadendo. E poi vediamo di fare un altro turno. Beh, oddio, in realtà siamo quasi alla fine di questa puntata. Allora, andiamo solo avanti a vedere cosa accade e poi riprenderemo nella prossima. Ah, mi sono dimenticato di usare questa spia. Maledizione. Faraone fugge. Attenzione. Attenzione. Cosa sta succedendo? Sono state affondate un po' di flotte lì, eh. Non ho ancora visto bene. Adesso andiamo a curiosare, dai. Andiamo a curiosare solo la situazione del faraone. Diserzione. Banditismo.
Ma è morto un patrizio, 10° Claudio Nepote. Ok. Annali di famiglia, meno per cento gravitas. Dopo aver passato una notte a bere molto e osservare i cieli, questo membro della famiglia si è convinto che può predire il futuro. Tuttavia il resto della famiglia sta ancora valutando le prove. Più zelo, ma 20 di gravitas. Quinto Curzio Silano. Scusate, fatemi vedere che quel pazzo. Quinto Curzio Silano, dove sta? Dove sta? Dove sta? Silano. Quinto Curzio Silano. Ho la famiglia così grande. Qua un intero ramo completamente andato. Chi è Quinto Curzio Silano? No? Eccolo qua. Appio Quinto Silano. Cazzo dici? Vabbè, però c'ha il figlio bestia. Bestia tanta roba. Guardate quanto è numerosa il mio ramo. Incredibile. Questi si possono sposare. Vabbè ragazzi, devo sistemare anche la famiglia. Meno 7 qua. Meno 7, no buono. No buono. Allora, fate vedere soltanto il faraone. Cos'è successo? Quindi è uscita la flotta di Kush. Kush sta annientando tutti in questa zona. Sta annientando tutti. E qui c'è Saba. Chi è Saba? Saba, eccolo qua. Saba che sta dando l'attacco a Hinmar. Allora, a me non interessa questa porzione, però Kush è veramente fastidioso. Potrebbe essere che in un futuro andiamo in guerra contro Kush, perché questa zona, adesso non mi ricordo se fa parte dell'impero romano oppure no, ma se fa parte dovrò attaccarli. Va bene signori, dai, basta così. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ma guerra dichiarata, Cappadocia e... Bene, Cappadocia che attacca. Ok. E forse sono i loro diretti rivali. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere? No, niente di importante. Va bene, dai, ci giocheremo la prossima puntata sempre qua. Mi raccomando ragazzi, se avete... Ah, Mazaka è stata distrutta. Ecco chi mi ha tolto allora il commercio. Mazaka è stata distrutta. Wow. Pergamon, guardate come si è diffuso all'interno della... Anche qua Tarsus era loro, mi sembra di sì. Attenzione, attenzione. Per fortuna non ho spostato la spia, che devo spostare la spia più a nord. Wow. E adesso? Attenzione, Mazaka. Cioè il nostro alleato completamente distrutto. Potremmo attaccarli, perché secondo me sono debolini. Sono debolini. E io ho la legione 12ª macedonica che potrebbe fare un bel attacchino. Che potrebbe fare un bel attacchino. Allora, fatemi vedere un'altra roba. Vediamo se la porto comunque qua. Sinope. Allora, perché il discorso è, se io controllo Anchira e Sinope, posso lasciare sguarnita Nicomedia. È vero che ci sono attacchi dal mare, però potrei farlo. E da Sinope poi andare ad attaccare Imasia non sarebbe male. E da Ankara potrei attaccare Mazaka. Ho troppe poche legioni, solo 3 legioni. Però potrei farlo. Potrei farlo. Oppure il contrario, visto che Sinope sembra non ci siano nemici. Adesso andiamo a vedere anche di qua, dai. Sembra non ci siano nemici. Potrei eventualmente lasciare da perdere Sinope e andare con questa legione a prendere Ankara, assicurarmi questo tratto, questa difesa, e poi attaccare Mazaka e Tarsus direttamente, magari coperto dalla flotta, che tra l'altro è una gittata mostruosa, quindi arriva velocemente a Side.
Non sarebbe male, non sarebbe male. Allora ragazzi, dai, fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se vi conviene prendere Sinope ed Ankara o Ankara e facendo in questo modo da Nicomedia e poi con Side Iconium attaccare e spostare il focus dell'attacco a Mazaka e a Tarsus, quindi la linea di confine in queste due città. Dai, fatemi sapere voi cosa ne pensate, vi leggo nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!